Scatman's World. Bella raga, sono tutto il comandone veneziano, ragazzi. Per fortuna sono riuscito a conquistare il quinto posto in griglia, il Gran Premio della Malesia, ora finalmente, perché sinceramente dopo qualifiche 11esimo, 12esimo, 13esimo sono contento di aver fatto una buona qualifica al quinto posto. Buono raga, andiamo, speriamo di fare chiaramente una bella gara, mi piacerebbe arrivare almeno tra i primi due, insomma o primo o secondo, speriamo, Paul chiaramente per Gigi Hamilton. Raga, beh ragazzi, partiamo dal quinto posto, possiamo vincere in Malesia, possiamo Sì, bravo vecchio, possiamo vincere in Malesia, dai. Vai Fioi, vai. Dopo il quarto posto immediato a Melbourne voglio la vittoria in quel di Sepang, vai. Buttati, bravissimo Kuma. E il Kuma è già primo. E adesso me ne voglio andare, me ne devo andare. Ecco, i paletti sono miei e ciao. Dai cazzo, le qualifiche state positive, arrivare quinto in qualifica vuol dire veramente avere un buon passo gara, cazzo. Vai come no. Non è prevista pioggia, comunque la cosa è veramente incredibile, cioè se non piove in Malesia è veramente, insomma, è veramente come si dice il miracolo, perché tutte le volte in Malesia piove, praticamente se fai 10 gare, 9 gare piove. Abbiamo beccato l'unica volta che non piove. Attenzione a Gigi che è subito dietro, Occhio a Gigione. No, ma che cazzo di curva è? Mamma mia, subito errore. Subito errore purtroppo. Mamma mia, che brutto errore. Ma che cazzo... Mamma mia, Fioi. Calma. Calma, come non capisco perché siamo andati così male in queste due curve finali. Dai, Fioi, sveglia. Che mi sto leggermente incazzando. Carburante normale. Voglio la vittoria malesiana. La pretendo, la voglio. Ok, primo giro completato. Ci ho messo il 25% ragazzi, perché onestamente il 50 diventa veramente troppo lungo per me. Anche perché tra poco esce WWE e là sì che si gode. Tanto nessun ritiro, sempre 22 vetture monoposto. Fatto Vettel al secondo posto, bravo Seba, se ruba i punti alle Mercedes è positivo. C'è veramente battaglia dietro, infatti ho recuperato, ho guadagnato un bel po'. Dai cazzo, andiamocene. Portiamola a casa Beppe, portiamola a casa. Voglio la vittoria, voglio la prima vittoria stagionale alla seconda gara, cazzo. Ok. Stiamo girando abbastanza bene. Concentrazione massimale, Fioi, concentrazione massimale in questa seconda stagione comediana dopo il bel secondo posto del primo anno. Adesso veramente ci giochiamo il titolo mondiale. Solo che la Ferrari è dura, sarebbe andare alla Mercedes, ma penso che avere un contratto alla Mercedes sia praticamente impossibile in questo gioco, cioè se sei ai livelli comendiani. Sarebbe benissimo veramente fare tutta la gara così, cioè ne soffriamo però neanche ce ne andiamo, insomma una gara equilibrata. Ecco perché sti errori, perché? Perché devo perdere 2-3 decimi così, ma perché? Ok, DRS abilitato. Va bene, merdaccia. Giro record di Vettel. Giro record del Seba. Fastest lap del Seba. Anche se il Seba ruba punti alle Mercedes è veramente positivo, tanto se dobbiamo lottare contro di loro, cioè non c'è niente da fare, sono loro le super favorite. La vettura alle tue spalle ha un ritardo di 1 secondo.
No, anche qualcosa che cazzo dici? Ok. Vettel è attaccato adesso purtroppo. Il Seba è proprio vicino. Maledetto Seba. Il Bibitaro che arriva alla Ferrari, ragazzi, quindi adesso dobbiamo cominciare ad amare il Bibitaro, Però sempre odiare la Red Bull. A priori la Red Bull si deve odiare. Questo è il miglior settore comunque, Via i paletti. Questa è la curva che più odio. Infatti è la curva dove perdo di più. Vettel è tirato sotto, ma puttana miseria. Maledetto Seba, attenzione Seba, devo lasciarlo passare purtroppo. Prendiamoci. Riprova in uscita, eccolo qua, Vettel mi supera. Seba mi ha superato, ragazzi. Vai, 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 prendiamo la scia del Seba. Ok. Torniamo davanti. Giro record di Ricciardo. Bene, abbiamo guadagnato una posizione rispetto alle nostre aspettative. Tanto Hamilton supera Vettel, questa non ci voleva, ha sfruttato la bagarre di Comendone e il Bibitarus. Comunque tutto quello che di buono faccio nel primo e secondo settore lo perdo nel terzo. Cosa mi sta abbastanza sui coglioni. Dai, cacchio, dai. Malissimo, presa malissimo questa. Troppo nervoso. Ok, in compenso abbiamo preso meglio queste, dai. Ok. C'è un bel trenino dietro chiaramente che sfruttano. Cioè ogni mio errore chiaramente loro lo sfruttano al massimo. Non un gran giro comunque. Non un gran giro purtroppo. Adesso Hamilton è veramente vicinissimo. Gigione è stravicino. Do all'interno a Hamilton purtroppo. Mamma mia, ok. Mi riprendo la posizione. E il Come se la riprende. Però è dura, Fiole, è molto dura. Sto girando lento. Hamilton ancora ci prova chiaramente. Il Come chiude la porta. Signori, il Comendone chiude la porta. Prossimo giro devo andare anche ai box. Una sosta prevista chiaramente, non di più. Otto decimi, nel primo settore guadagniamo, nel secondo manteniamo, di solito che non giriamo bene, nel terzo perdiamo. L'importante però è continuare con questo trend. Se non possiamo sbagliare anche nei settori dove andiamo bene, basta, Come, basta, porca troia. Niente da fare, ho scollegato il cervello, io non capisco. Non riusciamo più a fare un giro positivo. La maledizione del registrare continua a colpire, raga. Dai, adesso il prossimo giro andiamo ai box. Ok. Rosberg è veramente attaccato qua, veramente c'è la prima Vettel, poi Hamilton, adesso Rosberg. Rosberg mi supera. Proviamo all'interno, proviamo all'interno. Ok, ce la riprendiamo. Posizione ripresa, ma fioi, che fatica. Pensiamo che la vettura alle sue spalle abbia impostato il motore con la massima potenza. Sta cercando di raggiungere. Pneumatici duri. I meccanici sono pronti, rientra alla fine di questo Ok, giro. stronzone, rientriamo. Fine del giro.
Dopo, quando esco dai box devo fare un giro con miscela veloce. Se voglio mantenere la prima posizione devo fare un giro perfetto. Sarà molto molto dura però. Sto difendendo la posizione con le unghie e con i denti. Ok, dai, almeno abbiamo un vantaggio sul terzo. È Rosbif che adesso è vicino. È Rosbif il campione del mondo in carica dello scorso anno. È Rosbif, se non c'è niente da fare. Nicolino domina. Stiamo facendo un giro migliore rispetto al precedente. Nessun ritiro, finora non abbiamo fatto nessuna gara senza ritiri, vediamo se questa sarà la prima dopo la seconda gara della seconda stagione. Il pallito se ne va e adesso box, 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 carburante basso e vediamo cosa combiniamo. Abbiamo conservato abbastanza carburante, puoi alzare al Sì, dopo lo alzo, pirlone. Andiamo ai box con chi? Con Ricciardo ed Hamilton forse. No, neanche, non lo so, con Vettel, Rosberg, con Hamilton e Vettel, vai. Veloci, fioi, veloci. Bravi. Molto bene. E adesso l'obiettivo è solo uno, ottenere la first position. Ok, abbiamo perso diverse posizioni. Abbiamo anche Max Chilton davanti, grande Max. Ok, carburante elevato e adesso dobbiamo spingere a cannone, fioi, per mantenere la prima posizione. Intanto prendiamoci subito Chilton. Ciao Max. Sì, ben fatto, siamo contro una Marussia, pirlone di un ingegnere. Dai, voglio vincere la prima gara della seconda stagione, cazzo. Vai Kuma, vai Kuma. Ottavi siamo. Speriamo ci sia traffico ai box, è là che ce la giochiamo perché è chiaro che Rosby fa un passo parecchio superiore al mio. È là che ci giochiamo tutto. Ci giochiamo tutto là. Va bene, stronzone, va bene. Concentration, please. Concentration. Ma porca miseria, qua ho lasciato pezzi per strada. Il Kuma lascia pezzi per strada, molto bene. Dio santo. Ok, vediamo quante posizioni riesco a riguadagnare, ti prego fammi star primo. Ok, 3 ma 4 monoposto, 5... Dio, le altre sono proprio vicini, i coglioni. Quante posizioni ho perso, ragazzi. Due posizioni ho perso. Non ci voglio credere. Perse 2 posizioni. Altro giro a miscela elevata e tentiamo un miracolo che sembra alquanto disperato. Pazzesco. Raga, mancano 2 giri. Unica nota in questi giri, insomma, che ho cercato di concentrarmi per recuperare, ma in realtà ho perso. È stato Alonso e Hamilton che nel battagliarsi con me e soprattutto tra di loro si sono beccati l'alettone. Alonso addirittura si è ritirato, Hamilton invece è andato ai box, quindi adesso è 11° mi sembra. Ma per il resto poca roba, insomma. Cioè, altra gara che non mi convince, perché dopo Melbourne, che onestamente è una gara favorevolissima, si paga lo stesso, riesco a fare un quarto, un terzo posto, boh. Purtroppo Rosbif è sempre più in fuga, 2 vittorie consecutive. Non lo so, o sta Ferrari fa proprio da cagare. Cazzo, facevo meglio con la Williams, Dio santo.
Per carità, è vero che è più forte la Williams, però insomma. Cerchiamo di finire questo primo podio stagionale. E così. L'unica nota positiva sì, è il fatto che almeno una Mercedes non prende punti, insomma se ne prende pochi. Però c'è tanto da lavorare, ragazzi, troppo da lavorare. L'IRS ancora non va, comunque. Altra bella notizia. Non può ritirarsi Ricciardo e Rosberg, no, non possono. Sto girando veramente lento. Per queste gomme qua proprio non ho mai trovato un setup appropriato. Che beh, mi servirà molto il DRS, è proprio fondamentale in questa gara per me. Fanculo, va. Voglio la chiamata della Mercedes. Voglio la chiamata della Mercedes, cazzo. Giro record di Hamilton, furioso Hamilton. Nella battaglia con Alonso. Infatti io pensavo a 2 ritiri e speravo nella safety car, onestamente, perché ho visto subito, insomma, che tutti e due hanno perso posizioni contemporaneamente, però solo un ritiro, cazzi loro. Ricordo si è poi commesso la mod, quella dei danni, quindi è per quello che è anche più facile, insomma, avere qualche ritiro rispetto al Formula 1 per console. Però succede sempre la Mercedes sbagliata, cioè io voglio quella di Rosberg, invece no. Vabbè, ormai stiamo abbastanza cazzeggiando. Arriva un terzo posto che, come per me, come in Australia, sa di beffa, perché ripeto, non sono soddisfatto. Molto meglio il primo anno per adesso di questo, però dai, non disperiamo, ci sono ancora 17 gare, possiamo ancora vincere sto benedetto titolo mondiale. Terzo posto comendiano, ma molto amaro. Raga, un saluto da Comendon, ve ne siamo, ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.